Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Estorsione e traffico di droga, scoperta nel catanese l'attività criminale di un gruppo legato al clan mafioso Mazzei che agiva su Bronte, Maletto e Maniace. Impegnati oltre 200 carabinieri, 18 gli arresti. Trovata morta in casa in una pozza di sangue, i carabinieri di Lentini indagano per accertare le cause del decesso di una 92enne. La procura di Siracusa ha disposto l'autopsia. Messina, arrestati 7 ventenni per la rissa di venerdì scorso in piazza Unione Europea. Il gruppo, diviso in fazioni, si sarebbe dato appuntamento per risolvere vecchi rancori. La procura di Marsala apre un'inchiesta sul caso dell'insegnante di Mazzara del Vallo che ha atteso 8 mesi l'esito dell'esame istiologico disposto dopo l'asportazione di una neoformazione. La donna aveva presentato un esposto. Identificato e fermato il pirata della strada che a Caltanissetta ha investito una ragazzina sulle strisce pedonali. Il giovane, anche lui minorenne, era a bordo di una motocross. Dopo averla investita è scappato senza prestare soccorso. Catania, lavoratori e sindacati preoccupati per il futuro della ST multinazionale dei semiconduttori. Continuano a chiedere al governo un tavolo ministeriale. Il calcio, in Serie B il Palermo conquista 3 punti fondamentali contro il Brescia e torna in zona play-off. Serie C, terzo pari consecutivo per il Catania contro il Foggia, finisce 1-1 e i tifosi proseguono la contestazione. Perdono in trasferta Messina e Trapani. Bentrovati, blitz dei carabinieri nel catanese, 18 persone sono state arrestate per spaccio ed estorsione. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una ramificazione del clan Mazzei nei territori di Bronte, Maletto e Maniace. Il servizio di Orazio Longo. Nelle immagini degli investigatori vi sarebbe documentato tutto: il summit in un casolare di campagna, il momento in cui avviene il passaggio della droga a un corriere, la spartizione dei soldi, il recupero della cocaina all'interno dello sportello di un'autovettura e lo smercio della droga da parte di uno dei sodali. I carabinieri di Catania hanno inferto un duro colpo al clan Mazzei nella ramificazione operante tra Bronte, Maniace e Maletto. 18 le persone arrestate nell'operazione denominata Saracena, condotta dai carabinieri della compagnia di Randazzo e coordinata dalla DDA di Catania. L'indagine partita nel 2020 avrebbe permesso di ricostruire le attività illecite dell'associazione, al cui vertice, sulla base degli indizi esposti dagli inquirenti, risulterebbe esservi Francesco Montagno Bozzone. Eugenio Spitaleri, che avrebbe imposto la propria protezione ad un'azienda attiva nel commercio delle fragole, avrebbe assunto la direzione dell'organizzazione su Bronte e Maletto, Mario Galatirando su Maniace. Inoltre risulterebbe attiva un'altra articolazione del clan tra Adrano e Bronte, diretta da Cristian Lo Scicero. 200 i carabinieri impegnati nel blitz tra la Sicilia e Milano. Le attività investigative avrebbero fatto emergere come il gruppo operasse con particolari cautele per eludere le indagini, utilizzando nomi in codice, evitando di specificare dettagli nei loro incontri e ricorrendo a telefoni occasionali e a SIM intestate a soggetti estranei al sodalizio. Tra le ipotesi di reato anche estorsione a imprenditori del catanese e traffico di droga. Le richieste di denaro sarebbero avvenute con minacce esplicite e violenza verbale. Sequestrati 1 chilo di marijuana, 200 grammi di cocaina e 3.500 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. Trovata morta in casa in una pozza di sangue, i carabinieri di Lentini indagano per capire come sia morta una 92enne, per la quale si propende al momento per l'incidente domestico. La procura di Siracusa ha disposto l'autopsia. Roberta Lunghi. Il corpo senza vita riverso sul pavimento in una pozza di sangue. È stata trovata così dalla badante che ha poi allertato il figlio, una 92enne Rosa Blanco, all'interno dell'abitazione al 4º piano di uno stabile di via Conegliano Veneto a Lentini, nel Siracusano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che presentava ferite evidenti alla testa, potrebbe essere stata vittima di un incidente domestico, ipotesi al momento privilegiata dai carabinieri di Lentini e della compagnia di Augusta, che stanno conducendo le indagini. Sul luogo anche i militari
militari del SIS di Catania per effettuare rilievi più approfonditi. Le forze dell'ordine stanno analizzando ogni dettaglio della scena per capire le dinamiche dell'accaduto, sulla scorta anche delle testimonianze della badante e del figlio che sono stati sentiti. L'autopsia disposta da un magistrato della Procura di Siracusa sarà determinante per stabilire le cause del decesso e per escludere eventuali responsabilità esterne. Molto colpiti gli abitanti del quartiere Soprafiera, dove la donna viveva e dove emerge fosse ben voluta e rispettata da tutti. Dopo la notte di violenza di venerdì scorso a Messina, in piazza Unione Europea, sono stati arrestati 7 giovani che avevano dato vita alla rissa. Francesco Triolo. Sono finiti in manette 7 giovani, tutti intorno ai 20 anni, che nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo hanno dato vita ad una mega rissa in piazza Unione Europea, proprio di fronte all'entrata del comune di Messina. Nella giornata di oggi gli agenti della polizia hanno proceduto all'arresto in flagranza dei 7, tutti ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. I giovani erano stati identificati in questura la sera stessa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i 7 giovani, divisi in 2 distinte fazioni, si sarebbero dati appuntamento per via di vecchi rancori e avrebbero dato vita ad una violenta rissa. La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area ha confermato che i protagonisti della vicenda non avrebbero esitato a colpirsi con calci, pugni e persino colpi di casco da moto. Sembrerebbe inoltre che uno dei giovani avesse estratto un coltello a serramanico di cui ha tentato di disfarsi all'arrivo dei poliziotti. Uno dei 7 infine ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo la convalida degli arresti avvenuta nella giornata di oggi, per gli indagati è stata disposta dall'autorità giudiziaria la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Procura di Marsala ha aperto un'indagine sul caso dell'insegnante di Mazara del Vallo che ha atteso 8 mesi l'esito dell'esame istiologico disposto dopo l'asportazione di una neoformazione. La donna aveva presentato un esposto. Laura Spanò. Dopo l'esposto presentato alla Procura dall'insegnante di Mazara Maria Cristina Gallo, 56 anni, sul ritardo di 8 mesi per avere l'esito di un esame istologico importante disposto dopo la formazione di una neoformazione all'utero, i PM di Marsala, coordinato dal procuratore Fernando Asaro, nei giorni scorsi hanno acquisito le cartelle cliniche all'ospedale a Belaiello, in cui a dicembre del 2023 la signora fu operata. Scopo dell'indagine: accertare l'eventuale nesso di casualità tra il ritardo e l'aggravamento della malattia. Il referto, sollecitato più volte anche per vie legali e arrivato con incredibile ritardo, ha diagnosticato infatti alla donna un tumore al 4º stadio che nel frattempo ha prodotto metastasi. Intanto l'insegnante, che al momento si sottopone a chemioterapia a Milano, ribadisce che vuole praticare la giustizia per il futuro. Il Ministero della Salute poi ha scritto all'ASP di Trapani per avere chiarimenti sui tempi di lavorazione dei campioni istologici. In attesa di esito ci sarebbero all'ASP di Trapani quasi 3.000 esami e anche su questo aspetto sarebbero in corso accertamenti da parte della Procura. Il presidente della regione Renato Schifani, al termine della riunione con l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, ha deciso di convocare il direttore generale e il direttore sanitario dell'ASP di Trapani per approfondire la vicenda dei ritardi nell'elaborazione e nella consegna dei referti istiologici. A Caltanissetta i carabinieri hanno identificato e denunciato il giovane che questa mattina ha investito una studentessa per poi fuggire senza prestarle soccorso. La ragazza è stata ricoverata per una frattura. Il servizio di Rita Cinardi. È bastato visionare le telecamere e sentire i numerosi testimoni presenti. Alla fine i carabinieri, nel giro di qualche ora, sono riusciti a risalire all'identità del pirata della strada che questa mattina a Caltanissetta ha investito una ragazzina che stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a scuola. Il giovane, anche lui minorenne, era a bordo di una moto da cross e dopo aver colpito in pieno la ragazza è scappato senza prestare soccorso, ma la sua identità è venuta fuori nel giro di poche ore e dopo essere stato sentito in caserma accompagnato dai genitori è stato denunciato per i reati di omissione di soccorso e lesioni colpose. La ragazza, che nel frattempo era stata accompagnata in pronto soccorso dagli operatori del 118, è stata invece ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Elia. Dagli esami diagnostici è emersa infatti la frattura di tibia e perone che le costerà il ricovero, un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione. L'incidente era avvenuto intorno alle 8 di questa mattina in via Rosso di San Secondo, dove insistono una scuola media e il liceo classico. La strada in quel momento era affollatissima di studenti e insegnanti che si stavano recando a scuola. All'improvviso i presenti avrebbero visto sfrecciare il giovane motociclista
motociclista che dopo aver investito la ragazza ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. La quindicenne era rimasta a terra in stato di shock, in preda al fortissimo dolore alla gamba causato dalla frattura. Subito i presenti avevano allertato i soccorsi e da lì era partita la caccia al pirata della strada, poi immediatamente rintracciato. E di 34 feriti, 4 dei quali gravi, il bilancio di un incidente tra 2 pullman sui quali viaggiavano gli studenti del liceo classico La Farina di Messina in gita scolastica a Barcellona in Spagna. Tra gli studenti solo uno di loro avrebbe riportato conseguenze più serie con escoriazioni al volto. Tutti i ragazzi sono stati portati in ospedale per controlli. Sabato sarà l'8 marzo, la festa delle donne, eppure una legge che potrebbe restituire dignità a molte donne vittime di violenza non viene ancora applicata. Se ne è discusso questa mattina a Palazzo dei Normanni a Palermo. Marco Gullà. A un anno dall'approvazione della legge regionale che prevede l'assunzione diretta di donne sfigurate a causa della violenza subita e dei figli delle vittime di femminicidio, la norma rimane di fatto inapplicata. Nonostante le istanze presentate, al momento nessuna assunzione è stata effettuata, lasciando senza tutela persone che hanno subito violenze gravissime e che si trovano in condizioni di estrema difficoltà economica e lavorativa. A parlare nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni c'è anche Barbara Bartolotti, vittima di un'aggressione brutale. Sopravvissuta, porta ancora sul corpo i segni indelebili della violenza subita. Lei chiede che la legge venga applicata e quindi poter tornare a lavorare. Questa nuova norma per me significa tantissimo, una lotta durata quasi 22 anni per riacquisire quella dignità lavorativa da donna che mi hanno tolto, sia a me che a tantissime altre vittime. Sono contento che tutti quanti si sentano partecipi di questa legge, perché la legge non è di uno, è una norma così bella che è di tutto il Parlamento. Però la cosa che fa ridere è che gli stessi deputati della maggioranza oggi non sono qua a difendere questa norma, siamo noi a difendere questa norma e dobbiamo purtroppo, ed è brutto da dire, far raccontare la storia a Barbara come se ci fosse bisogno ulteriormente di raccontare una storia di vita che è drammatica. La mancata attuazione della legge al momento blocca le assunzioni nel comparto regionale. La Bartolotti, dopo 21 anni di battaglie, spera che la legge possa restituirgli quella serenità che ha perso quando fu aggredita proprio da un collega di lavoro. Come me l'aspetto ancora oggi e come se l'aspettano tante altre donne vittime. La tutela e la legge deve ancora migliorare e tutelarci. La catastrofe del commercio. Nel 2024 chiuse 61.000 attività in Italia, i negozi soccombono alle vendite online e alla spietata concorrenza dell'ultra fast fashion, sempre meno sostenibili in termini ecologici e ambientali. La Sicilia è la seconda regione con più chiusure. Eva Spampinato. Si chiama ultra fast fashion, è la moda ultra veloce, quella di Shein e Temu, che confeziona collezioni nuove a ritmi vertiginosi e a prezzi bassissimi, con una catena di produzione e di smaltimento totalmente oscura. Un incubo che travolge pezzi di pianeta, sfrutta le persone che ci lavorano e fa chiudere centinaia di attività commerciali di prossimità. Nel 2024 in Italia hanno chiuso 61.000 negozi a fronte di poco più di 23.000 nuove aperture e la Sicilia è la seconda regione con più chiusure. Sono gli ultimi dati di Confesercenti. Continuando di questo passo, nel 2034 non ci saranno più nuove aperture e da lì a breve scompariranno gli esercizi commerciali nei centri storici. Chi resiste ancora stoicamente nei centri storici di Catania come di Palermo deve utilizzare i propri risparmi per sostenere le bollette che non si pagano più con le vendite. I negozi hanno cominciato a chiudere, le zone sono svuotate, creando questo, chiamiamolo, deserto commerciale. Il crollo costante e inesorabile inizia durante la pandemia ed esplode con l'avvento del colosso cinese Shein, una macchina da guerra che fa uscire dalle sue fabbriche fino a 6.000 nuovi capi accessori ogni giorno, mettendoli in vendita online a un prezzo medio di 7 euro. Merce che è prodotta in Bangladesh, in Cina, cose varie, di scarsa qualità. Noi siamo abituati a vendere la qualità, per cui i prezzi naturalmente sono un po' più altini. E poi anche dobbiamo mettere che le tasse ci mangiano vivi. Il risultato è una catena del consumo inarrestabile. Si compra compulsivamente, si usano i vestiti un paio di volte, si rivendono online su altre piattaforme oppure si donano o si buttano. Le spiagge e le terre dell'Africa e dell'India sono inquinate dai vestiti dell'Occidente.
La politica batte un colpo, lavoratori e sindacati preoccupati per il futuro della sede di Catania della ST. Nel sito lavorano oltre 5.000 dipendenti e per 2005 è stata decisa la cassa integrazione. Adelaide Barbagallo. A Catania cresce l'allarme per il futuro dei lavoratori della ST Microelectronics, colosso dei semiconduttori. Dopo la cassa integrazione per 2.500 persone si parla anche di esodi incentivati. Questo stride però con le annunciate 3.000 assunzioni. Con i suoi oltre 5.000 lavoratori diretti e un indotto che ne coinvolge altre migliaia, la ST è un pilastro dell'economia etnea. Nella sede alla Geotrans il partecipato incontro organizzato dalla FIOM CGIL. Vogliamo che in ogni sede istituzionale venga posto il tema, vogliamo che finalmente questo governo ci convochi perché abbiamo bisogno di verità e abbiamo bisogno di proteggere ST e il tessuto industriale in Sicilia come in tutto il Paese. La competizione nel settore dei semiconduttori tra Stati Uniti, Cina ed Europa continua senza esclusioni di colpi ed è quindi importante capire quale sarà il futuro della ST a Catania. Noi all'ARS abbiamo richiesto un'audizione 20 giorni fa, un'audizione alla Commissione Attività Produttive. Purtroppo erano assenti l'assessore Tamaio, assessore per la regione siciliana proprio alle attività produttive. Abbiamo chiesto al governatore Schifani di andare a Roma e richiedere questo tavolo perché occorrono risposte. Occorre chiarezza. ST è una di quelle multinazionali che ha goduto di finanziamenti notevoli da parte dell'Unione Europea ma anche da parte della regione siciliana. Anche l'arcivescovo di Catania nei giorni scorsi ha inviato un messaggio di solidarietà ai lavoratori. Allegria, colori e travestimenti. Con il passare del tempo a Carnevale sfilano sempre meno nelle piazze i personaggi della tradizione italiana come Arlecchino, Pulcinella e Colombina. Si starà perdendo un pezzo di storia? Ce lo racconta Veronica Barbarino. Se il carnevale è un tuffo nell'allegria, nelle contraddizioni della vita e della società, le sue maschere sono un viaggio nella storia d'Italia che mette in luce vizi e virtù del nostro tempo. E se un tempo dominavano le maschere e i costumi nati grazie alla commedia dell'arte, oggi la scena è occupata dai grandi carri allegorici che offrono una satira moderna della politica e dell'attualità. Sfilano nei cortei per strade e nelle feste supereroi, personaggi di serie TV, anime ed influencer, gettando nel dimenticatoio costumi come Pulcinella, Gianduia, Arlecchino, Colombina o il siciliano Beppe Nappa. Personaggi che un tempo facevano ridere, riflettere e divertire il pubblico, ma oggi sono solo simbolo di un'identità culturale ormai lontana nel tempo. Un patrimonio da risvegliare? C'è chi prova a rilanciarle con festival e rievocazioni storiche, ma basterà per salvare la storia del carnevale italiano dall'oblio? E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio vince, torna in zona playoff il Palermo, 1-0 al Brescia grazie al terzo centro consecutivo di Poyampalo. Dionisi, abbiamo meritato. Marco Gullà. E poi arriva lui, Joel Poyampalo, decisivo con il calcio di rigore segnato contro il Brescia, 1-0 al Barbera e 3 punti fondamentali per il Palermo che torna in zona playoff e si avvicina anche a posizioni di maggiore prestigio. Minuto 85, Ceccaroni viene messo giù in aria, nel calcio moderno è calcio di rigore. Poyampalo conclude con freddezza e precisione. Una vittoria che legittima il dominio del Palermo che nel corso del match poteva precedentemente passare in vantaggio in diverse occasioni. Nel primo tempo sempre con Poyampalo, nella ripresa con Verre e Di Francesco. Seconda vittoria che non mi fa impazzire non perché è giusto, però noi dobbiamo capire che abbiamo vinto perché abbiamo fatto prestazione, la mettiamo da parte velocemente, non andiamo dietro a entusiasmi inutili perché ora non deve esserci entusiasmo, ci deve essere volontà di dimostrare ancora attraverso quello che abbiamo fatto, di quello che hanno fatto, perché oggi è stata veramente una bella partita, una bella prova di carattere. L'abbiamo vinta alla fine su un episodio, ma i ragazzi lo meritavano. Seppur la prestazione non sia stata esaltante, il Palermo comunque cresce, non prende gol per la seconda gara consecutiva e guarda al futuro con maggiore fiducia. Noi abbiamo fatto secondo me un grande primo tempo, creando tanto e concedendo quasi niente al Brescia, non si è riusciti a sbloccarla, questo è stato l'unico rammarico. Nella ripresa una partita più combattuta, più una classica partita di Serie B, abbiamo subito un po',
però siamo rimasti lì compatti, non abbiamo concesso grandi occasioni a loro e nel finale siamo riusciti a sbloccarla, a portare a casa un risultato veramente importante. Prossimo step sabato a Marassi contro la Sampdoria. Pareggia ancora il Catania 1-1 anche con il Foggia, squadra continuamente falcidiata dalle assenze, con una sempre maggiore disaffezione del pubblico che contesta la dirigenza e fischia la squadra. Marco Carli. 3 pareggi consecutivi, 3 1-1 con squadre che occupano tutta la parte destra della classifica. L'ultimo è arrivato col Foggia, una serie che racconta ancora la stagione, fatta di occasioni mai sfruttate. Gli ultimi segni X, insieme alla vittoria di Monopoli, portano a 4 risultati utili consecutivi. Il massimo in stagione è stato di 5, fra la sesta e la decima, quando ancora si pensava che questo potesse essere un campionato diverso. E invece, come detto, gli ingredienti dell'ennesimo 1-1 sono noti e parlano di disaffezione del pubblico che fischia, contesta e accusa di competenza di una squadra che prova ad andare contro i propri limiti e contro l'emergenza, legata alle assenze, che rappresenta un altro dato costante e continuo. Col Foggia erano 11 gli indisponibili. Ma sicuramente chi ha avuto questo virus che l'ha colpito riusciremo a recuperarlo. De Paoli, Montalto, speriamo che non lo possa contagiare qualcun altro. Poi vediamo De Paoli, vediamo Dal Monte, però non mi voglio sbilanciare, perché se poi non lo abbiamo a disposizione si farà di tutto per recuperare anche Dal Monte per la prossima partita. Sul campo quantomeno la squadra reagisce al vantaggio ospite siglato probabilmente con una deviazione di braccio da Sarr, trova il pari con Anastasio e ci prova nel finale. Il resto è grigio come il cielo del Massimino e come la stagione. Di Gennaro al rientro prova a tenere alto per quanto possibile il morale della truppa verso l'inseguimento dell'ultimo traguardo rimasto. In questo momento dobbiamo lottare per tenere il posto nei playoff, cercare la miglior posizione possibile, e a quel punto lì sappiamo tutti che i playoff sono un altro campionato, un'altra situazione, e potremmo essere una mina vagante importante che nessuno vorrebbe incontrare, secondo me. Prosegue la crisi del Messina, sconfitto anche a Monopoli, è terzultimo in classifica, primo in campionato per il Trapani sotto la gestione Torrente, superato dalla capolista Cerignola. Sergio Colosi. Crisi sempre più profonda dentro e fuori dal campo per il Messina, battuto 2-1 dal Monopoli e terzultimo in classifica, inchiodato a 25 punti, destinati addirittura a diminuire per penalizzazioni ed esclusioni. Contro la terza forza del campionato i giallorossi durano un tempo, chiuso in vantaggio per il gol di Dell'Aquila. Nella ripresa avversari più determinati, soliti errori difensivi, il portiere Meli disastroso, con rimonta firmata da Pellegrini e Grandolfo, cambi tardivi per Banchieri che, riconoscendo la modesta gestione dalla panchina, ci mette del suo nel secondo stop consecutivo. Non va meglio fuori dal campo, Sciotto, Alaimo e Cissé tengono in ostaggio il Messina e i suoi tifosi, rimanendo proprietari senza portafoglio. L'ultimo ad offrirsi per la soluzione è Valerio Antonini, ma di passi risolutori neppure a parlarne. A Cerignola primo stop in campionato per il Trapani di Torrente, dopo 3 successi e un pari. Decisiva in avvio di gara una rete dagli 11 metri di Capomaggio, reazione poco brillante dei Granata, e Pugliesi al 15° risultato utile di fila, vicini al raddoppio con la traversa di Ascic. E chiudiamo con una notizia che riguarda appunto il Messina. A seguito dei controlli della Covisoc, la Procura federale della FIGC ha deferito il Messina al Tribunale Nazionale Federale, sezione disciplinare, per non aver adempiuto ad alcuni obblighi amministrativi entro lo scorso 17 febbraio. Il Messina non ha infatti versato le ritenute IRPEF e i contributi INPS di 3 mensilità. Rischia una penalizzazione da 2 a 4 punti. Intanto l'ex presidente Sciotto, in una lettera alla città, ha confermato il suo disimpegno dal Messina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.